Un uomo va in questura e confessa: "Ho ferito Andrea, ma Marco no. Quello non sono stato io." 6 mesi dopo viene arrestato proprio per l'omicidio di Marco. Cosa è cambiato? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. 1 marzo, Carnevale a Barisardo, una festa che si trasforma in tragedia. Marco Mameli, 22 anni di Ilbono, viene ucciso con 3 coltellate, una dritta al cuore. Il suo amico Andrea Contu viene ferito nella stessa rissa. Poche ore dopo, Giampaolo Migali, 27 anni di Girasole, fa una mossa che sembra quella di un uomo onesto. Si presenta in questura spontaneamente. "Ho ferito Andrea, è vero, ma Marco, quello non sono stato io." Lo ripete anche il 13 marzo in procura davanti al suo avvocato. Ma mentre lui parlava, la procura di Lanusei lavorava in silenzio. 6 mesi di indagini serrate, telecamere, analisi scientifiche, testimonianze. E poi arriva il dettaglio che cambia tutto. Sul coltello dell'omicidio trovano il DNA di entrambi, Marco Mameli e Andrea Conto. Lo stesso coltello, la stessa arma. E chi era l'unico armato quella notte nel gruppo di Migali? Lui, quello stesso coltello che poche ore prima aveva usato con gli amici per fare i buchi nei costumi carnevale. Stamattina, il 12 settembre all'alba, i poliziotti bussano alla sua porta a Girasole. Non opporre resistenza. Ora è nel carcere Musei. Migali aveva confessato subito di aver ferito Andrea. Forse pensava che a mettere da parte la verità lo proteggesse dall'arresto. Una domanda ora rimane. Se il DNA era già sul coltello 6 mesi fa, perché ci è voluto tutto questo tempo? Cosa hanno dovuto trovare gli investigatori per essere così sicuri al 100%? Una madre non si è arresa e la giustizia ha fatto il suo corso. Tu cosa pensi di questa ricostruzione? Se il video ti è interessato ti chiedo gentilmente un like e inoltre non dimenticare di iscriverti se vuoi scoprire le prossime notizie dalla nostra bellissima isola. Grazie e buona giornata.